Casale sul Sile, benvenuti in questa bella biblioteca di Villa Bembo, Cagliari. Io sono l'assessore Forestan Sonia del comune di Casale sul Sile. Intanto vi porto i saluti della nostra sindaca Stefania Golisciani, che questa sera non riesce a venire qui da noi, ma perché ce ne sono altri eventi in tutto il territorio, quindi a volte ci dividiamo in tanti posti. La presentazione di questa sera è l'ultimo libro che andremo a condividere insieme con l'autore ed è all'interno del Maggio dei Libri. Il Maggio dei Libri è un evento a promozione della lettura e noi in questo mese, in questo lungo mese, abbiamo presentato un po' di libri, tra cui anche questa bellissima mostra di Alberto Ferro che rappresenta il nostro stile. Questa sera è qui con noi invece Massimo Prezzavento con il suo libro Siluetti. L'idea di questo pomeriggio è quella di instaurare un dialogo più che una presentazione vera e propria statica, in modo che i pensieri, le idee fluiscano spontaneamente e in modo che Massimo possa presentarsi attraverso i suoi discorsi, i suoi pensieri e attraverso questa, che è solo una in realtà delle sue opere, perché effettivamente Massimo tu sei un artista, giusto? Diciamo, creatività non ti manca. Sì, diciamo che la parola artista mi fa un po' paura, diciamo. Cioè, gli artisti sono altri. A me mi piace divertirmi nel fare queste cose. Io sono nato con i cortometraggi, quindi con il linguaggio del cinema, diciamo, della cinepresa e dei dialoghi, del montaggio soprattutto. E niente, questo libro è nato da un copione che ho scritto 2 anni fa e chiaramente io ero partito dall'idea che fosse un corto come al solito, no? Invece poi nel tempo si è sviluppato sempre di più fino a diventare troppo grande per me per realizzarlo a 20 anni, quindi a 20 anni avere un copione così grande era inutile, tra virgolette. E ritrovate, diciamo, la passione per la lettura, ho detto proviamo a sviluppare ancora di più questo copione perché non finisce mai, cioè le idee all'interno di qualcosa che hai già fatto, diciamo, non finiscono mai di arrivare, quindi è stato un bene svilupparlo ancora di più e farlo diventare un romanzo a tutti gli effetti con i suoi capitoli. Ilaria, hai presentato il libro di Massimo Prezzavento. È stata una presentazione che non mi aspettavo. 2 giovani hanno saputo raccontare insieme un libro in una maniera straordinaria. Sono contenta che sia stata apprezzata l'intervista. L'idea era proprio quella di renderla un'intervista dinamica, spontanea, perché Massimo è così e perché i giovani sono così, hanno idee, hanno tante idee ed è giusto che fluiscano insomma spontaneamente in queste occasioni in cui possiamo manifestarle. Ecco, questa era l'idea alla base. Comunque complimenti anche per come hai condotto questa serata. Grazie e al prossimo libro allora. Assolutamente, grazie a voi e davvero grazie per l'opportunità. In realtà la fascia di lettori che questo libro può raggiungere è molto ampia, nel senso che anche il protagonista in realtà non ha un'età ben definita, è all'interno di una fascia d'età, però la sua età precisa non viene in realtà mai detta, giusto? Sì, appositamente non viene mai detta perché volevo che, diciamo, più persone possibili si potessero immedesimare in questo personaggio, perché il personaggio principale, diciamo che si divide in 2, e una parte è molto simile a me, l'altra è un po' più esagerata, no? Io gioco tanto con le esagerazioni per arrivare a un punto ben definito dei concetti che voglio spiegare, no? E niente, quindi sì, si aggira tra i 20 e i 30 anni, certo non può essere dai 40 in su, ecco. Però magari le persone che invece sono sopra i 30 magari possono viaggiare nei loro ricordi, no? Della loro gioventù per immedesimarsi, per accogliere questo personaggio nella loro vita, perché secondo me i libri, a differenza dei film con cui io sono cresciuto, proprio per la passione del cinema che
caratterizzava. I libri invece sono molto più complessi, no? Da completare, diciamo, comunque sono oggetti che ti accompagnano per settimane e settimane, molti ti accompagnano per tanto tempo, quindi entrano proprio nella tua vita. Poi, peraltro, mentre non tutti sono arrivati alle emozioni dei 50, 60, 70 anni, tutti sono passati per i 20 e per i 30, quindi chi legge questo libro sa bene cosa può essere un timore, un pensiero, un incubo, una serie di emozioni che l'amore, insomma la curiosità. Sì, le prime tre emozioni che hai descritto sono quelle fondamentali, no, del proseguo della narrazione, perché diciamo che il concetto principale che ho voluto raccontare, tramite chiaramente tanti avvenimenti, tante cose che accadono tra i protagonisti, però la cosa che volevo raccontare è quella riguardante le nostre paure, di quanto queste paure potrebbero arrivare a compromettere, no, quello che ci succede tutti i giorni. Chiaramente con tanta esagerazione, con tanta narrazione, con tanta fantasia, diciamo, però secondo me è così che si arriva, diciamo, a far capire alle altre persone, perché non è facile comunicare, no? Poi secondo me per quanto riguarda i libri, ogni lettore deve trovare il suo scrittore che riesce, diciamo, a catturarlo, no? Non è come nei film, a parte che i film adesso sono diventati tutti molto, non vorrei dire dozzinali, però si cerca sempre di rendere potabile qualsiasi cosa a tutti, rischiando anche di sacrificare magari un po' di autorialità che magari un tempo c'era, quindi anche per questo che ho cercato un po' di discostarmi da quel mondo. Recentemente, anzi adesso sono al montaggio di un nuovo corto che ho realizzato con un mio amico veneto che ha fatto la fotografia, l'ho scritto, l'ho diretto, e abbiamo avuto la possibilità di lavorare con attori che hanno fatto il centro sperimentale, che è la scuola migliore, una delle scuole migliori d'Europa, in cui entrano pochissimi studenti all'anno, quindi è stata una bella opportunità per noi di confrontarci con questi personaggi, no? Ma perché diciamo che purtroppo io ho questa malattia di fare i corti, di prenderci le prese in mano e di raccontare in questa maniera, forse purtroppo, per fortuna, non lo so, per me purtroppo non mi correva mai da questo. Massimo Prezzavento, oggi è stata una giornata straordinaria, la presentazione del tuo libro Silhouette. Mi vuoi spiegare che cosa significa? Silhouetti è una parola in finlandese in realtà, perché tempo fa stavo camminando per le strade di Roma sul Lungotevere, mi ricordo, con una mia amica finlandese, e le ho chiesto così, l'ho fatto una domanda particolare, ho chiesto qual è la tua parola preferita nella tua lingua, lei mi ha detto Silhouetti, e io sono rimasto un po' così perché cioè mi è rimasta impressa. Poi in realtà Silhouetti, quindi le silhouette in italiano, però il libro si chiama Silhouetti con la I finale, è diventato ha acquisito un ruolo principale, prima nel copione del film che avevo scritto, poi anche nel libro ha un ruolo fondamentale, soprattutto alla fine, però le immagini che vengono descritte all'interno del libro hanno tutte la silhouette come diciamo come dettaglio, no? Di queste immagini, e quindi fa parte un po' di tutta la narrazione, e poi nel finale ha un ruolo molto importante. Allora invitiamo quelli che hanno naturalmente presenziato a questa presentazione e poi alla divulgazione anche della tua intervista a comprare il libro, perché è molto importante il contenuto e il significato del contenuto. Sì, poi diciamo che se hanno voglia di guardarsi, sicuramente avranno il piacere di guardare la presentazione, perché Veneto Globe la divulgherà su YouTube, no? E tramite la presentazione probabilmente potrà incuriosirsi ancora di più rispetto a questo romanzo. Sì, perché è stata proprio una bella conversazione, Bruno lo può dire, insomma. Ma è arrivata una notizia straordinaria dal Salone del Libro, mi sembra,
che sei in testa. Sì, così hanno detto, io non lo sapevo, hanno detto che il mio libro è quello con più vendite negli ultimi 3 giorni, cioè negli ultimi 3 giorni è diventato quello con più vendite del gruppo Albatros, quindi insomma vuol dire che lo stanno leggendo in molti e questo è l'importante. Poi insomma l'importante è che, cioè per me, no, che l'ho scritto, è importante che molte persone ce l'abbiano in mano, se lo portino in giro, perché all'interno del libro c'è me stesso, quindi mi fa piacere che i miei concetti, i miei pensieri siano a portata di tante persone. Questa è la cosa più importante, cioè che mi dà più soddisfazione in assoluto. No, infatti volevo cogliere l'occasione dell'incipit, abbiamo parlato di emozioni, abbiamo parlato di paure, timori, pensieri, e parlando nei giorni precedenti avevamo individuato un brano all'inizio che secondo me molto parla di emozioni, di domande che alle volte sorgono in momenti spontanei nei giovani, sono domande molto profonde. Sto pensando al pezzo della spiaggia, dove loro sì, con la mente viaggiano. Giovani d'oggi tra i 20 e i 30 anni, che è l'età del protagonista, insomma, possono emergere. Non so se hai piacere di leggerlo. La sensazione di guidare spensierato accanto a Linda era quella di una conquista. Mi sentivo come di aver finalmente trovato il mio terreno prediletto, quello dove ideare grandiosi progetti, mentre pian piano affilavo la punta dell'asta della mia bandiera, così da infilzarla definitivamente nell'amato pezzo di terra futuro grande città. Ma come Romolo dovette sacrificare l'adorato fratello Remo, anche in quel momento stavo sacrificando qualcosa. Stavo sacrificando il buon senso e di conseguenza stavo sacrificando il mio futuro. Infatti, mentre la mia mano destra era fissa, sicura e fiera sull'una del volante, il braccio sinistro accaldato era fuori dal finestrino, podio di una cicca che di tanto in tanto fumavo. Mentre all'apparenza sembravo l'uomo più figo e sicuro di sé nella terra, sul mio volto piombò un mezzo sorriso pauroso di rimpiangere queste scelte egoiste fino a se stesse. «Quando hai fumato la tua prima sigaretta?» interrogò Linda, interrompendo quell'immagine da film. Tramonto, strada vuota, campagna, piedi femminili sul cruscotto e una macchina da buttare che affannosa sognava la spiaggia. 18 anni, risposi veloce. Chi ti fece provare? Nessuno, sono entrato al tabacchino, ho preso un pacchetto di Marlboro Rosso e un clipper e ho iniziato. Non hai mai smesso di fumare? No, chiedendo a me stesso in fondo perché. Perché? Perché mi piace fumare. Lei rise. Come direbbe ora Giambi, che in realtà non direbbe nulla perché sta dormendo, come sempre. Presi a imitare Giambi. Lui parla con quella classica, come quella classica amica tossica simpaticissima, molletta sul naso, vocali infinite e una lentezza al limite del nauseante. Non ha senso fumare le sigarette, che effetto danno? Che in realtà c'ha pure ragione, ma ti dico un segreto, probabilmente è davvero arrivato il momento di smettere con l'erba, sono serio. Linda sorrise ancora, dovetti rincarare la dose. Non scherzo, ma non mi vedi? Sono completamente fuso. Quasi vedo i draghi che volano. Per ora vedo solo i cinghiali per le strade, ma arriverà il giorno in cui vedrò i draghi e non voglio che arrivi. Linda non sorrise più. Ma perché smise di ascoltarmi? Qual è il senso della vita? Mi domandò dopo circa un minuto di silenzio in cui si sentiva la marmita malandata della mia uno e in cui l'ultima cosa che mi sarei aspettato era ricevere quella domanda scomoda. Dovetti concentrarmi per un'altra manciata di secondi per almeno provare a rispondere. Il senso della vita sono questi momenti qui, guadagnarseli, meritandoseli dopo una settimana di lavoro. Vale la pena fare di tutto per una corsa in macchina in compagnia di Linda. Lei annuì lievemente. E tu? Qual è il senso della vita per te? No, domanda troppo difficile. Scusa, mollando per un attimo il volante. Tu puoi farmi domande difficili e io no. No, volevo sentire la tua risposta. A quel punto sorrisi e tacqui, forte e orgoglioso della risposta che avevo dato. Arrivati al mare era tutta un'altra storia. Linda era leggiadra e sembrava Heidi mentre sgambettava di qua e di là verso la riva. Io, senza preoccuparmi di chiudere l'auto, poteva pure esplodere, camminai sereno nella direzione che lei aveva preso, conscio che ciò che avevo conquistato, quella mezz'oretta di felicità, non poteva togliermela a nessuno. Si adagiò dolcemente sul punto che in quell'istante diventò il centro indiscusso della spiaggia, il centro del mondo, del mio cuore e del mio amore. Ancora un filo di tramonto cadeva veloce per
come di consuetudine, sparire e farsi desiderare fino all'indomani. Ma lì a noi due non fregava più di nulla, il nostro abbraccio immersi nella sabbia ci faceva stare comodi. Dalla strada si vedeva la macchina parcheggiata, le nostre sagome nere, un bacio scomposto e i draghi ondeggianti in cielo. Sonia Forestan, assessore alla cultura, è quella che ha permesso oggi la presentazione del libro di Massimo Prezzavento, che ha dato un'emozione straordinaria a tutta la sala. Grazie, gentilissimo Bruno. Ma che ha permesso, io sinceramente dico che è stato un onore avere Massimo qui con noi questa sera. E in questa bellissima location che è la Villa Bembo Cagliari di Casale sul Sile. Quindi il libro è molto bello, l'ho letto, ma non l'ho letto perché lo volevo leggerlo per poi presentarlo, ma era una mia curiosità per capire più Massimo, ecco, questo sì. Certamente è un libro un po' particolare, è un libro però che una volta sentita la presentazione si comprende, e io invito tutti quelli che l'hanno comprato a leggerlo profondamente, perché racconta la storia dei giovani d'oggi, quelli veri, quelli sani, quelli che possono fare il futuro dell'Italia. Sì, abbiamo tantissimi giovani con tante potenzialità, quindi dobbiamo cercare di estrapolare il meglio di loro, per poi dopo fare di loro comunque anche un esempio, non soltanto dal punto di vista che un ragazzo dobbiamo sempre sminuirlo o comunque dirgli che certe cose che non vanno fatte, però loro possono darci tanto, questo sì, assolutamente, dobbiamo credere in loro, credere nei giovani. Grazie Sonia, grazie alla tua disponibilità, alla disponibilità del comune di Casale sul Sile, bellissimo paese. Bellissimo. E ci vedremo ancora per altre cose di Massimo. Grazie Bruno, grazie a tutti, grazie.